Buongiorno ragazzi, oggi un bel piatto vegano, melenzane con pomodoro fresco fatte al forno e con pane grattugiato sopra. Quindi adesso ho tagliato le melenzane, le ho intaccate un po' a quadrettini come potete vedere, adesso le metto nel forno per una ventina di minuti. Nel frattempo sto facendo il pomodoro fresco. Ed eccolo qui ragazzi, i pomodorini freschi che poi andrò ad appoggiare su quelle melenzane che avete visto. Però adesso deve cuocere ancora, quindi pomodori freschi con un soffriggete un po' di cipolla in olio d'oliva extravergine e poi mettete i pomodorini, un po' d'acqua e mettete tutto a bollire, diciamo. Aspettate che si ritiri tutto, che si addensi tutto e poi andremo a appoggiare questo sugo nelle melenzane che abbiamo messo già in forno per una ventina di minuti. Poi man mano vedrete nel video come io farò. Ecco qui ragazzi, dopo giusto un quarto d'ora il pomodoro è pronto, quindi aspettiamo che le melenzane altri 5 minuti e poi procederemo a mettere questo pomodoro sopra ogni melenzana e a metterci il pane grattugiato, come poi vi mostrerò nel video. Ecco ragazzi come si presentano le melenzane dopo 20 minuti in forno, solo su carta diciamo normale. Quindi adesso andiamo ad aggiungere il pomodoro su ognuna di essa. Quindi ragazzi, per ogni 10 minuti, questo è durato 20 minuti nel forno, ogni 10 minuti giratele, quindi dall'altro lato, quindi sono 20 minuti, le dovete girare una sola volta, prima un lato, poi dopo 10 minuti dall'altro lato e continuare per altri 10 minuti e poi come adesso aggiungere il pomodoro. Ecco qui ragazzi, come potete vedere, su ogni melenzano ho messo il pomodoro fresco che ho fatto con i pomodorini. Adesso andrò a mettere il pane grattugiato. Ragazzi, come vedete ho messo il pane grattugiato, ora infornerò per altri 15 minuti, massimo 20, poi dipenderà dalla cottura come andrà. Quindi 15 altri 20 minuti. Le melenzane che ho usato sono quelle là grandi, cioè quelle là doppie, non quelle là lunghe. Quindi questa è ottima per fare questo tipo di ricetta. Quindi adesso mettiamo in forno e poi dopo vi farò vedere come è riuscito il piatto. Ecco qua ragazzi, abbiamo terminato il nostro piatto, le melenzane vegane, quindi senza carne, senza nulla, solo pane grattugiato, pomodorini e cipolle ragazzi. Quindi come potete ben vedere sono molto sane perché sono belle dietetiche pure, a parte che sono vegane, quindi un piatto che vicino a diciamo, un po' di pasta ci dice anche bene. Potete abbinarlo con un po' di pasta con le melenzane vicino e mettere 2 o 3 di queste, quindi un piatto assolutamente vegano. Quindi seguite il video e farete diciamo questa ricetta che ripeto è assolutamente vegana. Sono uscite bellissime, quindi ragazzi come sempre, se permettete, aggiorniamo.